Canti tradizionali, un buffet a base di pietanze tipiche, per quanto possibile riprodurle in condizioni climatiche decisamente diverse, ma soprattutto la preghiera, nella Divina Liturgia di Natale celebrata secondo il calendario giuliano il 7 di gennaio dalla comunità ucraina del Levante Ligure, radunata nella chiesetta delle Clarisse a Chiavari. Questa celebrazione per noi è veramente il simbolo della speranza. Simbolo della speranza che possiamo avere anche il tempo per gioire. Nei cuori la drammatica situazione ucraina. Ufficialmente si sta cercando la pace, ma quando noi riceviamo le notizie tutti i giorni che qualcuno viene ucciso, ci sono ancora i spari, ci sono le tensioni, allora vediamo che la gente capisce che il tempo di pace non è arrivato ancora. Quest'anno un motivo di gioia particolare è stata la presenza, la celebrazione del vescovo Alberto Tanasini, che ha voluto così ricambiare la visita della comunità ucraina per la celebrazione che ha preceduto il Natale in cattedrale. Con lui il parroco di San Giovanni Battista a Chiavari, Don Paolo Bacigalupo, ed il responsabile dell'ufficio diocesano Migrantes, Don Beppe Culoma. Il vescovo oggi quasi ha supplicato che noi come cristiani non dobbiamo smettere di essere i testimoni, testimoniare a tutto il mondo che si può trovare la pace, che si può essere nella pace, che si può offrire il perdono se necessario, che si può vivere nell'amore perché è necessario. E questo è stato veramente è stata la parola del pastore. Natale per tante persone di origine ucraina che vivono in Italia è in realtà un giorno lavorativo. La chiesetta delle Clarisse si svuota dopo la Divina Liturgia perché occorre tornare alle proprie occupazioni, nelle case soprattutto, ma c'è stata la possibilità di un momento di condivisione per vivere il clima della festa anche qui. Le persone sono molto brave, la gente è molto brava e per quello non lo so come gli altri, ma io non sento la difficoltà. Basta di chiedere di stare sinceri, ho bisogno. Abbiamo prima di Natale, la vigilia di Natale, abbiamo la cena sacra, la cena santa, non so come si chiama, dove prepariamo i 12, devono essere 12 cibi particolari nostri. L'hanno preparato le cose e perciò adesso potevamo festeggiare anche noi.